Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura l'influenza suina di questi giorni, salgono a 3 i morti a Catania. L'ultimo decesso risale lo scorso 9 gennaio all'ospedale Cannizzaro. In Sicilia si contano altri 2 decessi avvenuti nelle scorse settimane a Palermo, in provincia di Ragusa. A quasi un anno dalla cattura di Matteo Messina Denaro, il GUP di Palermo ha condannato i coniugi Lorena Lancieri ed Emanuele Bonafede. I due avrebbero ospitato l'ex latitante per mesi nella loro casa di Campobello di Mazzara. Si aggrava invece la posizione dell'autista del boss. Indagati per i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio 6 imprenditori di Augusta nel Siracusano, operato nei loro confronti a seguito di indagini svolte dalla Finanza un decreto di sequestro di beni disposto dal GIP del Tribunale locale. E in prognosi riservata invece un 35enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel villaggio Santa Rosalia, siamo a Palermo. Il giovane si trovava in sella a un Piaggio Liberty quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto guidata da un uomo di 64 anni rimasto illeso. E concludiamo con il meteo. Dopo giorni di nuvole, rovesci e allerta meteo si ricomincia a intravedere uno spiraglio di sole in Sicilia. Per domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. La Protezione Civile regionale non ha infatti diramato alcuna allerta temperature nella media stagionale. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.neusicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.